Stefania Laporta, assessore alla cultura del comune di Porto Empedocle. Nell'ambito dell'estate empedoclina ha un ruolo preminente la cultura. Questa sera la presentazione di un libro, tra l'altro coincide con i festeggiamenti di San Calogero. Sì, questo è il quinto evento culturale qui alla Torre, nel Baglio. Siamo tanto orgogliosi quest'estate di inserire tutti questi eventi culturali che toccano diverse tematiche. Abbiamo parlato di giornalismo con fake news, abbiamo parlato di storia, quindi con le lettere garibaldine, ieri abbiamo parlato di Femmini, oggi parliamo di San Calogero, che coincide con l'inizio dei festeggiamenti del nostro San Calogero a Porto Empedocle, una festa particolarmente sentita qui a Porto Empedocle e che siamo riusciti a incastrare all'interno dei festeggiamenti con grande orgoglio, perché il libro che oggi presenteremo ha avuto grande successo in tutta la Sicilia e quindi siamo orgogliosi doppiamente di averlo inserito all'interno dei festeggiamenti del nostro San Calogero. San Calogero, il santo nero. Di San Calogero si è tanto scritto, si è tanto parlato, lo ha voluto fare anche lei con questo libro. Cosa ci racconta di San Calogero? A Peppe Cumbo è un po' quello, abbiamo parlato anche attraverso, non solo attraverso l'aspetto letterario, quindi di scrittura, ma anche attraverso immagini che raccontano un po' quello che è diciamo, la festa di San Calogero nel nostro territorio. In particolar modo le foto si riferiscono a quello che è la festa nel centro storico di Agrigentino e anche a Naro, perché c'è un collegamento diretto. Chiaramente all'interno del testo parliamo anche di San Calogero, di altre diciamo, città, quindi citiamo anche Porto Empedocle, citiamo Naro come Petralia Sottana, Sciacca e tutti quelli che, voglio dire, tutte le città dove questo santo è venerato. Devo dire la verità, sono tantissime le città in Sicilia. C'è un modo differente di venerare San Calogero nelle varie zone che voi avete preso in esame? No, San Calogero ha delle tematiche che sono tutte collegate. Il pane è collegato in tutti i festeggiamenti che si fanno nel territorio siciliano, quindi diciamo che non ci sono, poi magari ci sono diciamo, le statue di San Calogero vengono rappresentate in modo diverso, ma poi la festa è il santo, però la venerazione è quella, cioè la storia. Anche questa commistione di sacro e profano è presente ovunque? Sì, è presente ovunque perché fa parte anche della nostra tradizione. Attraverso le immagini abbiamo voluto raccontare, diciamo nello specifico, quello che è l'aspetto sacro e profano.